Eccolo qui, l'ospite d'eccezione, l'ex sindaco, ma noi lo vogliamo sempre chiamare sindaco, nonché sceriffo Gentilini. Ciao. Intanto Ciao. auguri per i suoi 90 anni. Grazie. Lei è in forma smagliante. Insomma, dai. Allora ci dica, come se la passa adesso che è in pensione? In pensione, ma sai che in Italia ormai non si va più in pensione. In pensione ci sono i baby pensionati e io non sono mica tanto baby, sai ormai. Hai capito? Giusto. Allora, a cosa si dedica durante il giorno adesso? Allora guarda, io alla sveglia alle 5 della mattina con il va pensiero e poi faccio un bagno nelle acque gelide del Piave, hai capito? Ma scusi, ma il fiume della Lega una volta non era il Po? Sì, ma sai, a un certo punto le acque del Po hanno cominciato a puzzare di trota. Lei ha sempre il senso dell'umorismo. Insomma, ma dopo questo bagno, cosa fa? Io scendo a nuoto e dal Piave arrivo a Jesolo. Sì, in spiaggia. Alla sua età, com'è possibile? Ma sai, io ho un segreto. Al posto delle bombole di ossigeno ho 2 fiaschi di rabosello e mi ha fermato, guarda, la guardia costiera e mi hanno fatto la prova del palloncino l'altro giorno. Ah sì, e cosa le hanno trovato? Niente, tutto regolare, succo d'uva al 100%, nessuna sostanza tossica. Hai capito? Vabbè, insomma, ma poi quando arriva a Jesolo, cosa fa? Prende il sole? Ma neanche per idea? No. Cosa fa? Va a pescare? Certo, vado a pescare l'immigrato clandestino. Sì. Ma no, ma cosa dice? Ma lei, insomma, poi non si lamenti se dicono che è, insomma, il solito razzista. Ma quale razzista? Guarda, uno può venire da Padova, da Vicenza, da Treviso, per me siamo tutti veneti uguali, allo stesso modo. Non c'è razzismo, nessun razzismo. Hai capito? Mai stato io razzista. Ma dai, che tra gli immigrati c'è molta brava gente, dai. Certo, pensa che l'altro giorno ho trovato uno che già conoscevo a Treviso, che ha aperto a Jesolo un'attività e vende kebab. Sì. Bravo ragazzo. Allora vede che ha mangiato anche lei il kebab? No, gli ho detto, fammi un panino qua soppressa, sennò altro che kebab. Io ti porto in kebab, no kebab. Benissimo, Kebab. salutiamo il nostro super ospite, lo sceriffo. Ciao. Alla prossima. Ciao ragazzi, ciao a tutti, vi voglio sempre tanto bene dal vostro sceriffo Giancarlo. Ciao.